Ciao, siamo Rita e Bruno del Rifugio Berti. Ci troviamo a Comelico Superiore nel Vallon Popera a quasi 2000 metri. Noi siamo qui dal 1978 e per noi questa è la 34esima stagione. Siamo innamorati di questo posto, abbiamo vissuto qui, siamo vissuti qui da ragazzi e siamo tuttora qui, per cui per noi è affascinante vivere in Popera. Siamo circondati da veramente delle bellissime grandi montagne, partiamo dalla Cima Bagni, abbiamo i campanili di Popera, il Popera, Cima 11, Passo della Sentinella, la Croda Rossa e per finire abbiamo la Pala e il Triangolo. Il nostro rifugio è stato inaugurato nel 1962 ed è stato fondato e creato dal CAI di Padova. Prima di questo rifugio era attivo il rifugio Olivo Sala, che si trova qui a circa 20 minuti di distanza. È stato chiuso per motivi tecnici e logistici nell'anno 60. Ci troviamo in una zona dove è stata combattuta la prima guerra mondiale e molti sono i resti che si possono ancora vedere adesso, partendo appunto dal rifugio Sala, che era l'ex comando durante la guerra, trincee, postazioni in cui si poteva vedere la Valpusteria, Sesto, per non parlare della Croda Rossa, dove veramente i nostri alpini hanno passato la loro vita per difendere 1 metro di terra. Mentre al Passo della Sentinella ancora adesso, quando ci si arriva, si sente proprio questa importanza storica di quanto hanno fatto per noi i nostri avi per poterci veramente dare una patria. I Mascabroni hanno vissuto proprio per un anno intero sulla Cima 11, a 3000 e passa metri di quota. Gli austriaci avevano in mano il Passo della Sentinella e la Croda Rossa, che erano 2 punti strategici assoluti, quindi per riuscire a contrastarli un attimo il possesso di Cima 11 e poi il tentativo di conquista del Passo della Sentinella per gli italiani era fondamentale. Considerato lo sviluppo e l'andamento del confine con l'Austria, esclusivamente o pressoché sostanzialmente montano, su 600 km di fronte 500 erano di montagna e 3/4 di questi di montagna superiore ai 2500 metri. Ora bisogna considerare che dopo qualche mese la prima guerra mondiale, già nel 1914, aveva dimostrato la superiorità della difesa rispetto all'offesa, e questo grazie al trinomio trincea, reticolato, mitragliatrice, che rendeva più forte chi si difendeva rispetto a chi attaccava. Se consideriamo che in montagna, oltre a questa triade, c'era anche il dominio di quota, si può pensare quanto difficile potesse essere attaccare, secondo quanto erano i nostri principi di offensiva, e avere dei successi in montagna. Certo che fino a quel momento non si era mai combattuto a così alta quota e per così lungo tempo. Fino a quel momento l'uomo aveva combattuto soltanto nel superare i valichi, ma la montagna era esclusa dai combattimenti. Qui invece l'uomo dovette vivere, soggiornare, sopravvivere in quell'ambiente
per lunghi mesi. Ci volevano equipaggiamenti, addestramenti, tecniche di operazioni e anche mentalità diverse da quelle che si operava in pianura. E in questo senso gli alpini scontarono alquanto questa forma di impreparazione dal punto di vista non tecnico, non di addestramento, ma di mentalità di chi li comandava al di là delle truppe alpine. Fino al maggio, i primi mesi del 15, il Passo Centinella veniva pattugliato sia dagli italiani che dagli austriaci saltuariamente, senza grandi propositi di occupazione fissa. Con la dichiarazione della guerra, i primi ad arrivare a fissare un punto fisso di osservazione sono stati gli austriaci, quindi gli austro-ungarici, quindi gli italiani si sono trovati un attimino spiazzati perché mandando delle pattuglie verso il passo si sono trovati col passo occupato e diventava un po' una priorità riconquistarsi questo passo e riconquistarsi questa Croda Rossa, che erano punti strategici, perché sia dal passo che dalla Croda Rossa erano controllabili la valle del Comelico di qua e la Val Pusteria di là fino a Dobbiaco, fino a San Candido, specialmente quella di là dove San Candido e Dobbiaco erano una via con una linea ferroviaria che era un punto d'appoggio strategico per gli austro-ungarici. In questo frangente nacque la famosa baracca di guerra del comando, che poi divenne il rifugio Sala nel 1924. Si fecero un po' di tentativi nel luglio-agosto del 15, attacchi frontali verso il passo che poi non risultavano fallimentari, perché chiaramente un attacco verso il passo frontale erano con quei ghiaioni da risalire erano impossibili. Si pensò allora di fare un attacco da Cima 11 e dalle basi di Croda Rossa, che richiesero un'occupazione totale di Cima 11 che durò tutto l'autunno e l'inverno del 16, finché si arrivò alla conquista, all'attacco del 16 aprile del 1916, che portò alla conquista del passo con la calata di Mascabrone da Cima 11. Allora il Passo Centinella rimase italiano. La Croda Rossa si combatté ancora per qualche mese, si fece ancora qualche tentativo di conquista, si rimase lì sulle creste uno di fronte all'altro per un po' di mesi, fino all'ottobre del 17, quando con la ritirata, con la disfatta di Caporetto, prima che tutta la quarta armata che presidiava la zona di qua fosse chiusa dalla morsa degli austro-ungarici che entravano dal Friuli e dalla pianura, si ritirarono verso Longarone, verso Belluno, fino alla stretta del Piave, fino al Grappa. Prima che il rifugio è a 2000 metri, ma è facilmente raggiungibile. Abbiamo un sentiero che in un'oretta ci porta la gente qui, e abbiamo da qui una partenza di diversi tipi di escursioni. Per cui la clientela che noi abbiamo può essere la famiglia che può fare il weekend, oppure possiamo avere la domenica, il pranzo domenicale, però scopo principale secondo noi del rifugio è proprio quello di dare ospitalità alla gente che gira in montagna, per cui che si fa un itinerario da un rifugio all'altro.
Qui abbiamo i collegamenti che da qui portano verso le tre cime di Lavaredo. Allora abbiamo la Rogel e la Cengia Gabriella, due ferrate che qui ci collegano al rifugio Carducci, e la storica strada degli Alpini dall'altra parte che ci collega verso il rifugio Comici, e la Zandonella che percorre un itinerario ancora da Rossa, che è un itinerario di guerra. Per cui la nostra clientela, escursionisti da una parte, per cui possono fare i sentieri che abbiamo detto prima di guerra, vedendo la fioritura, vedendo quello che è rimasto delle opere belliche, e alpinisti che possono seguire queste ferrate. In più siamo una delle tappe dell'Alta Via numero 9 che attraversa le Dolomiti. Il nostro rifugio ha 48 posti letto, suddivisi in due camerate, una camerata da 14 e una camerata da 18, e 4 piccole stanzette da 2 posti e 2 stanze da 4 posti. Allora il rifugio apre circa il 20 giugno e chiude circa fine settembre. L'apertura e la chiusura sono molto determinati dal tempo, e qui abbiamo problemi di avere l'acqua, per cui si apre in base all'arrivo dell'acqua e si chiude con l'arrivo della neve. D'inverno rimane un bivacco invernale aperto per qualche escursionista o di emergenza con 6 posti letto. Vi salutiamo tutti, vi aspettiamo, è davvero un posto meraviglioso, venite!